cosa si sente di dire ai cittadini, ai piccoli risparmiatori che quotidianamente sono alle prese con, insomma, con le banche? Ci si può fidare, possono stare sicuri? Ecco, il termine fiducia e sicurezza per quanto riguarda lo scenario bancario italiano dovrebbero essere utilizzati con grande parsimonia e con molta oculatezza. Purtroppo, è inutile negarlo, non lo dico io, ce lo dicono i risultati sulla solidità del nostro panorama bancario. Le banche italiane sono le peggiori in termini di coefficienti di patrimonializzazione, solidità patrimoniale ed anche redditività, ed è per questo motivo che sono state battezzate come la maglia nera di tutta l'industria bancaria europea. Per chi in questo momento è a casa e si preoccupa del proprio tornaconto personale, è inutile negare come la detenzione di titoli azionari quotati in questo momento qua è particolarmente un investimento ostile, a profonda rischiosità, visto quello che sta accadendo. La detenzione invece di depositi, come è già stato in più occasioni menzionato, dovrebbe spingere ognuno di noi a ricercare quelle realtà bancarie che proprio a fronte dei risultati dei stress test della scorsa settimana dimostrano condizioni di patrimonio più che sufficienti e quindi in un certo senso trasmettono conforto. Ripeto, il termine sicurezza e tranquillità, a mio modo di vedere, in questo momento qui di mercato, in questa ennesima estate molto calda sul versante finanziario, sono assolutamente impropri, proprio visto e considerato la fragilità con la quale è stata descritta ed analizzata la situazione che verte su tutto il versante bancario in Italia.